Il presidente della regione siciliana Renato Schifani ha nominato l'avvocato Alessandro Dagnino nuovo assessore all'economia. Dagnino, che prende il posto dell'europarlamentare Marco Falcone, ieri ha già rassegnato le dimissioni da componente del Consiglio camerale della Camera di Commercio di Palermo Enna e da vicepresidente di Confcommercio Palermo. Il neoassessore giurerà davanti all'Assemblea regionale siciliana nei prossimi giorni. Ha dimostrato competenza, passione e una costante attenzione alle esigenze dei cittadini siciliani. Sono certo che saprà portare lo stesso spirito di servizio e la stessa professionalità anche nel suo nuovo ruolo a Bruxelles. Sono state queste le parole di saluto che il governatore Schifani ha rivolto a Marco Falcone, salutandolo proprio dopo la scelta di quest'ultimo di optare per il Parlamento europeo. Il designato Alessandro Dagnino ha 48 anni, è coniugato, padre di 2 figli, avvocato cassazionista, docente di diritto tributario dell'impresa e del terzo settore all'Università degli Studi LUMSA e svolge attività di consulenza in materia fiscale in favore di società italiane, gruppi multinazionali, istituti finanziari e clienti privati. Forbes lo ha inserito nell'elenco dei 100 Italian Legal Leaders.